Nella stagione in cui Massimo Cellino avrebbe dovuto dare al Cagliari la nuova casa e il nuovo stadio in cui giocare in Serie A, per abbandonare definitivamente un Sant'Elia ormai non più a norma, in quanto sta cadendo a pezzi perché è un rudere, quello che succede invece è che proprio il presidente del Cagliari finirà in manette e il Cagliari nel nuovo stadio che verrà messo in piedi provvisoriamente a Quartu ci giocherà solamente 9 volte con le persone sugli spalti. Questa è la stagione 2012-2013. L'ex americano Danilo Pinetti, di quale? Ci eravamo lasciati con il Cagliari in esilio a Trieste che si salva con in panchina Massimo Ficadenti. Quello che succede è che Cellino vuole tenere il Cagliari ovviamente in Sardegna e quindi abbattere i costi di gestione della squadra, invece che andare a Trieste per un'altra stagione, visto che lo stadio Sant'Elia non è a norma assolutamente. Quello che fa è che cerca di trasformare lo Stadis Arenas di Quartu Sant'Elena, che sta cadendo in disuso, cerca di trasformarlo nei soli mesi estivi con i lavori di ristrutturazione e utilizzando le stesse tribune metalliche presenti al Sant'Elia. Cerca di trasformare il Stadio Arenas nei soli mesi estivi in uno stadio che possa essere a livello della Serie A. Il punto è che ci riesce anche perché spogliatoi, manto erboso e spalti sembrano essere pronti e comunque a norma per la Serie A. Quello che non è a norma per la Serie A purtroppo è la posizione proprio dello stadio, perché non per la Serie A, ma non è a norma per il comune di Quartu, per il prefetto, per la procura. Perché la posizione stessa dello stadio, considerando l'alto afflusso di persone che dovrà necessariamente raggiungere quella zona di Quartu Sant'Elena, andrebbe a creare dei problemi alla viabilità pubblica di Quartu Sant'Elena. Quello che ne verrà fuori da tutta questa vicenda è che comunque il Cagliari arriverà a giocare la sua prima partita in casa di quella stagione con lo stadio non ancora completo, perché i lavori sono ancora in corso, è letteralmente un cantiere aperto ancora allo stadio, ma poi con gli spalti pieni forse riuscirà a giocarci solo in una o due occasioni. Per quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico e più calcistico della stagione del Cagliari, quello che bisogna notare è la conferma di Massimo Ficadenti sulla panchina, almeno inizialmente, e sul calciomercato. I movimenti di mercato saranno l'addio di Alessandro Agostini dopo ben 9 stagioni con la maglia del Cagliari, che saluterà, andrà al Torino, squadra in cui tra l'altro non scenderà neanche mai in campo. Saluteranno anche El Kabir, Gozzi e Rui Sampaio, che sono state naturalmente le classiche meteore del mercato del Cagliari di quei periodi, che ricordiamo tutti con grandissimo affetto oltretutto. Insieme a loro andrà via anche però nel mercato invernale Seppellini, e saluterà Cagliari anche Joaquin Larrivei, definitivamente andrà al Rayo Vallecano, dove diciamo ritroverà un po' se stesso. Arriveranno invece dei giocatori che diciamo daranno un ottimo contributo al Cagliari durante il campionato, perché arrivano il brasiliano Danilo Avelar, terzino sinistro, arriva il difensore centrale Luca Rossettini, arriverà il centrocampista Casarini, forse uno di quelli che meno darà il suo contributo durante la stagione. Arriveranno anche Marco Sau, che torna dopo aver vagato tra Serie C e Serie B, dopo l'ultima stagione con la Juve Stabia in cui sarà secondo nella classifica cannonieri. Tornerà quindi in Sardegna Marco Sau. Insieme a lui in questa stagione esordirà anche il difensore centrale Dario Del Fabbro, e poi arriverà anche il centrocampista Mattias Cabrera, su cui ne parleremo alla stagione 2014-2015, ne parleremo meglio di Mattias Cabrera, perché farà l'unica cosa decente della sua permanenza in rossoblù.
Quindi come inizia il campionato del Cagliari? Il campionato del Cagliari inizia con una bella sconfitta ovviamente a Genova per 2-0, prima di andare incontro a due pareggi consecutivi, Cagliari-Atalanta che finisce 1-1, che come abbiamo visto è la prima partita in casa, che si gioca ancora con gli spalti vuoti, ma in alcuni punti ancora non neanche montati, perché è proprio un cantiere aperto, ed è la partita in cui si sbagliano due calci di rigore, perché lo sbagliano sia la Rivei sia Daniele Conti, e l'Atalanta andrà in vantaggio con il gol di German Dennis, e poi riuscirà poi il Cagliari a pareggiare all'ultimo minuto, già nel recupero al 92esimo, con il gol di Alvin Ekdal. Poi la partita successiva, quindi terza di campionato, si va in trasferta, si va a Palermo, si pareggia 1-1, e da notare nella partita contro il Palermo il primo gol in Serie A all'88esimo di Marco Sau che corregge in rete una respinta corta del portiere del Palermo Uicani su un tiro di Gabriele Perico, e se avesse segnato Gabriele Perico sarebbe stato molto più romantico. In ogni caso, quello che succede dopo Palermo-Cagliari, alla quarta quindi di campionato, il Cagliari dovrebbe ospitare la Roma. Quello che succede è che non viene di nuovo, lo stadio è pronto ormai, lo stadio Isarenas di Cagliari è pronto. Quello che succede è che non viene concessa l'autorizzazione ai tifosi del Cagliari ad entrare allo stadio. Cellino, che è arrogante, mettiamola così, dice comunque a tutti i tifosi del Cagliari di presentarsi al di fuori dello stadio per sostenere comunque la squadra, pur non entrando allo stadio. La conseguenza di questa chiamata alle armi, tra virgolette, di Massimo Cellino ai tifosi del Cagliari, la conseguenza è che il sindaco di Quarto Sant'Elena è costretto a dichiarare il rischio a livello urbanistico per la quantità di gente che si trova in quella zona, e quindi si opta per il rinvio della partita. E oltre a questo, la Roma di Zeman fa pressioni e riesce ad ottenere la vittoria a tavolino per 3-0, quindi senza la ripetizione della partita neanche in campo neutro, si va direttamente alla sconfitta a tavolino, e fortunatamente il Cagliari riuscirà a vendicarsi della Roma di Zeman nel girone di ritorno, e lo vedremo più avanti. Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma, il Cagliari continua inizia una striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Ovviamente la prima è quella a tavolino, la seconda è a Milano contro il Milan per 2-0 con una doppietta di Stefan El Shaarawy, ma la sconfitta che fa più male è quella che arriva alla sesta giornata. Il Cagliari gioca in casa e ospita il Pescara neopromosso. Ora il Pescara neopromosso arriva a Cagliari e si porta a casa l'intera posta, vincendo per 2-1 nella prima partita in cui lo stadio Isarenas di Quarto ha ricevuto una deroga per fare entrare allo stadio, diciamo, una parte di tifoseria. Il Cagliari perde quella partita, che è importante, con i gol di Terlizzi e di Weiss. Per il Pescara segnerà su calcio di rigore Maurizio Piniglia all'82esimo. Cagliari che gioca in 10 uomini praticamente tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Rossettini al 54esimo. Il Cagliari comunque perde lo scontro diretto, perché è uno scontro diretto, contro il Pescara, e si trova quindi alla sesta giornata ultimo con soli 2 punti, a pari merito o demerito, come preferite, con il Siena. Ovviamente Cellino, già abbastanza preso anche dalle questioni extracalcistiche, va a vedere la classifica del Cagliari, il rendimento del Cagliari, e dice: qui c'è qualcosa che non va, e quindi opta per l'esonero di Massimo Ficadenti. Viene esonerato Massimo Ficadenti e la panchina viene affidata a Diego Lopez, che in quel momento è l'allenatore della squadra primavera. Il problema qual è? Il problema è che Diego Lopez non ha il patentino, l'abilitazione per allenare in Serie A. Quindi ad affiancare Diego Lopez nel ruolo di allenatore del Cagliari ci sarà Ivo Pulga, anche lui un ex giocatore del Cagliari, cioè, se lo ricordiamo, nelle stagioni che videro il Cagliari fare la risalita dalla Serie C alla Serie A con Claudio Ranieri, quindi stiamo parlando del triennio 88-91.
Quindi con Pulga che assumerà il ruolo di allenatore, con Diego Lopez allenatore in seconda, che però effettivamente il ruolo di allenatore sarà il suo. Con l'avvento di Diego Lopez sulla panchina del Cagliari, la squadra riesce ad incastrare ben 4 risultati utili consecutivi, e sono tutte vittorie, per 1-0 contro il Torino, contro il Bologna e contro la Samp, contro il Bologna in casa, Torino e Samp in trasferta, e riesce poi a vincere di nuovo in casa contro il Siena per 4-2. In queste partite vanno a segno diversi giocatori, perché vanno a segno Nenè, ben 3 volte va a segno Nenè contro il Torino e una doppietta contro il Siena, va a segno Sau, va a segno De Sena, va a segno Nainggolan. Insomma, il Cagliari riesce ad arrivare al gol con diversi giocatori. Dopo queste 4 vittorie consecutive, il Cagliari si trova a 14 punti, a pari punti con la Roma al 7° posto. Ora, dopo queste 4 vittorie consecutive, il Cagliari si siede un attimino, perché comunque le situazioni extracalcistiche mettono un po' di pressione all'ambiente. Infatti tra l'11ª e la 19ª giornata, quindi al giro di boa del campionato, il Cagliari riuscirà a conquistare solo 2 punti con 2 pareggi e scivolerà così al terzultimo posto a soli 16 punti. Nel frattempo la questione stadio continua ad andare avanti con deroghe, con autorizzazioni parziali, con l'apertura a settori alterni dello stadio per le diverse partite, con quindi la società che comunque continua a cercare di conquistare giornata per giornata l'autorizzazione a far entrare i tifosi allo stadio. Quello che ne viene fuori è che il Cagliari comunque riesce ad avere una reazione di cuore che parte con ben 7 risultati utili consecutivi tra la 20ª e la 26ª giornata di campionato, quindi le prime 7 del girone di ritorno. Infatti il Cagliari riuscirà a vincere contro il Genoa per 2-1 con un gol di Conti all'ultimo minuto, pareggiare 1-1 con l'Atalanta e 1-1 col Palermo, e poi tutti ricordiamo benissimo il 4-2 alla Roma con il gol di Nainggolan, il gol di Avelar, l'autorete di Goicoechea, indimenticabile, poi il gol di Marco Sau di testa, e poi il unico gol con la maglia del Cagliari in Serie A per Francesco Pisano. La partita successiva sarà un Cagliari-Milan 1-1 con un gol di Barbo, che verrà poi raggiunto da un gol di Mario Balotelli. Da notare che quella giornata è l'unica partita forse del campionato in cui lo stadio Isarenas sarà al completo, aperto in tutti i settori. Dopo il Milan, il Cagliari andrà a vincere per 2-0 a Pescara, poi un altro rocambolesco 4-3 contro il Torino, in cui Daniele Conti sarà protagonista con una doppietta, in cui sarà emblematica la sua esultanza, in cui andrà ad abbracciare suo figlio Bruno. Dopodiché il Cagliari, raggiunta una posizione di classifica ben più tranquilla, perché con 31 punti si attesta a circa metà classifica, circa al 12° posto. Quello che è successo però nella settimana tra il pareggio contro il Milan, quindi l'unica partita giocata a porte aperte, completamente aperte, all'Is Arenas, e la domenica in cui si va a vincere a Pescara, è che viene arrestato Massimo Cellino, perché secondo alcune intercettazioni telefoniche ci sarebbero stati dei grossi illeciti tra Massimo Cellino e il comune di Quarto Sant'Elena, che avrebbero portato alla messa in piedi e alla messa in funzione dello stadio Is Arenas. Fortunatamente questo episodio non incide sul rendimento del Cagliari, che comunque, come abbiamo visto, vincerà sia a Pescara sia contro il Torino, come abbiamo già visto. E dopo il passo falso a Bologna con la sconfitta per 3-0, il Cagliari vince per 3-1 in casa contro la Sampdoria con la tripletta di Victor Barbo, pareggia 0-0 a Siena, vince per 2-1 contro la Fiorentina a Cagliari con la doppietta di Maurizio Piniglia, va a pareggiare al Massimino contro il Catania per 0-0, e la vittoria tra l'altro contro la Fiorentina è l'ultima allo stadio Is Arenas, perché dalla 32esima giornata il Cagliari andrà di nuovo in esilio a Trieste. Questo perché
allo Stadios Arenas vengono posti i sigilli. Ora ci sono diverse versioni su quello che effettivamente è successo, che ha portato a mettere i sigilli sullo Stadios Arenas. Alcuni dicono che lo stadio fosse in una zona umida, che la posizione dello stadio avrebbe potuto creare un danno ai fenicotteri presenti nello stagno, che si trovavano in una zona archeologica. Ne sono venute fuori di tutti i colori veramente. Fatto sta che lo stadio verrà chiuso proprio con i nastri, posto sotto sequestro, non vi si potrà più accedere e il Cagliari sarà costretto nuovamente ad andare in esilio a Trieste. L'esilio a Trieste porta bene perché il Cagliari va a giocare la 32esima giornata di campionato contro l'Inter a Trieste e vince per 2-0 con un'altra doppietta di Mauricio Piniglia. Poi dopo la vittoria con l'Inter per 2-0, il Cagliari si trova ormai già in zone sicure di classifica, perché la salvezza, la famosissima quota 40 punti, è raggiunta. Infatti il Cagliari è a 42 punti. Concluderà il campionato il Cagliari con altri 5 punti, 3 arriveranno all'ultima giornata della vittoria per 1-0 contro la Lazio. Di queste ultime giornate c'è da segnalare la partita col rocambolesca partita col Napoli finita 3-2 in favore dei partenopei, con i gol di Barbo e Sau, che verranno poi superati dai gol di Cavani e di Insigne al 90esimo. È da segnalare anche uno dei gol più pazzeschi che ha fatto Victor Ibarbo con la maglia del Cagliari, che è il gol a Torino che vale l'1-1, con Ibarbo che prende palla al limite dell'area di rigore rossoblu. Si fa tutto il campo, passa in mezzo a Barzagli e Marchisio e arriva tu per tu con Storari e riesce a infilare il gol, un gol spettacolare. Quindi al netto del campionato che vanta un 11° posto totalmente positivo per quanto riguarda almeno quello che è accaduto sul campo, c'è da dire che è tutt'altro che positive le vicende che si sono susseguite fuori dal campo. Il Cagliari nuovamente in esilio al Nereo Rocco di Trieste, che con un problema che si protrarrà anche nella stagione successiva, la stagione 2013-2014. Sicuramente positiva sul campo la stagione di Marco Sau, perché al suo esordio nel massimo campionato andrà a segno per ben 12 volte. Ma non solo, tutto il rendimento del Cagliari sarà di notevole fattura, perché comunque 11° posto, un ottimo piazzamento, un ottimo cambio di rotta tra il girone d'andata e il girone di ritorno. Infatti il Cagliari conquisterà ben 15 punti in più nel girone di ritorno rispetto a quelli conquistati nel girone d'andata. Perciò un'ottima stagione che almeno per quanto riguarda la situazione sul campo lascia presagire, o comunque lascia ben sperare per la stagione successiva, che può magari permettere al presidente Cellino di concentrarsi più sui fatti e sulle vicende burocratiche e giudiziarie piuttosto che su quelle del campo, cosa che vedremo ovviamente nel prossimo video, che Cellino opterà per tagliare la corda definitivamente, quindi abbandonare tutto il progetto e metterlo nelle mani di qualcuno che magari non si era fatto attorno, nei piani più alti, terra bruciata con il suo comportamento. Quindi per questo video noi ci fermiamo qua. Questa è la stagione 2012-2013 del Cagliari. Nel prossimo video avremo la stagione 2013-2014. Io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi seguito fino a questo punto del video. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, a condividere se vi è piaciuto il racconto di questa stagione del Cagliari, attivare la campanella se non volete perdervi tutti i video che escono, anche se ultimamente sono pochi, perché da quando ho iniziato a lavorare di nuovo, ragazzi, il tempo per il video diventa un po' meno, quindi abbiate pietà e capitemi. Non mancherò però né di fare magari quando riesco una diretta sulle partite del Cagliari, e poi quando non riuscirò a fare la diretta farò comunque un video per dare un commento giusto alla partita del Cagliari. Vi invito a seguirmi il lunedì sera a Cagliari Social Arena,
gli amici di 131, a seguire anche i canali dei nostri amici di Solo Cagliari Calcio, di Sporticus, le pagine Facebook sempre di Sporticus, di Solo Cagliari Calcio, degli amici di 131, tutti i loro social, e anche del Cagliari Club Vikings Danimarca, che ha aiutato me tanto a arrivare a conoscere altre persone. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!